La televisione era accesa per il colossal dell'Odissea. Prima però un'insolita figura ci spiegava la puntata che avremmo visto. L'ho saputo solo molto tempo dopo che quello strano signore era un grande poeta. Mi trascinava in un altro mondo. La poesia è poesia quando porta in sé un segreto. Per me Giuseppe Ungaretti è stato il più grande poeta del secolo scorso. Ungaretti ha una visione della poesia talmente profonda e ampia che può dialogare con tutti. Legge insieme a Ginsberg, dialoga con Pasolini. Giuseppe Ungaretti è un genio. E adesso queste parole mi vengono addosso come una tempesta. Perché? Magari è una possibilità. Ti sogno a occhi aperti, ti sogno nel sonno. Sono in uno stato di sogno continuo e so che sognarti per me non può essere per me che l'atto più amabile e più crudele che ci sia. Gli uomini, se migliorano, se riescano a migliorare, è perché amano. Lui con poche parole faceva poesie, ma anche faceva dei fotogrammi sulla realtà, intima anche. Parla alla solitudine che è presente in ogni individuo e contatta proprio quella solitudine. Non è facile vivere una vita di gioia e io non ho vissuto una vita di gioia. La sua poesia è qui, tra noi, e ci parla ancora. Lui mi raccontava, per esempio, che le sue liriche più belle le ha scritte durante la guerra, quando era in trincea. Conobbe l'orrore della guerra, ma anche in trincea, col suo taccuino, continuava a cercare amore. Fratelli. Aveva il massacro intorno e li chiamava fratelli. La speranza di un tempo migliore, di uguaglianza per tutti e di libertà. Non so che poeta io sia stato, ma so di essere stato un uomo. Perché ho molto amato e ho molto sofferto. Ho anche errato. E non ho odiato mai.